È un turno di servizio da dimenticare quello che stava facendo nella notte tra giovedì e venerdì un medico del reparto di psichiatria dell'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Il dottore è stato preso a pugni da un paziente che stava visitando dopo che quest'ultimo era arrivato al pronto soccorso in stato di alterazione. Fatta la prima valutazione col triage, l'uomo, già noto per situazioni di difficoltà psichica e seguito dal punto di vista sanitario, è arrivato in reparto per una valutazione specialistica come prevede la prassi. Verso le 5 del mattino, mentre era in corso la visita, è scattata l'aggressione nei confronti del medico. Immediato è arrivato il soccorso di altro personale sanitario presente in quel momento, nonché delle forze dell'ordine intervenute a difesa del professionista. Piena solidarietà è stata espressa dall'ULSS 7 Pedemontana col direttore generale Giovanni Carretta, che augura al medico un pronto recupero sia sul piano fisico sia su quello emotivo, che spesso, sottolinea, è l'aspetto più delicato in questi frangenti. Il fenomeno delle aggressioni, aggiunge il dirigente, rimane preoccupante nonostante le misure di prevenzione prese a più livelli, dai sistemi di allarme alla formazione specifica. Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dal presidente della regione Alberto Stefani, che condanna l'accaduto e chiede rispetto per il personale sanitario. Nessuna condizione, dice, può giustificare simili violenze e chi se ne rende responsabile deve essere chiamato a risponderne.